Vi accogliamo con grande piacere in questa sala e ringraziamo da subito il Comune di Pieve di Soligo per il patrocinio, ma anche per avercela messa a disposizione. Questa sera corre piacevole obbligo di ringraziare, oltre al Comune di Pieve di Soligo, anche il Comune di Vittorio Veneto, che ha dato il suo patrocinio, e la copertura dei mezzi di informazione che è garantita dalla Tenda TV, da Radio Palazzo Carli e dal periodico qualbuonvento.com. Io cedo subito la parola al direttore dell'ufficio pastorale e sociale della diocesi di Vittorio Veneto, Francesco Polo, che ci introdurrà il tema della serata. Prego. Buonasera a tutti e a tutte. Salgo rispetto agli ordini che mi sono stati impartiti. Buonasera a tutti. Solo un breve, ecco, così funziona anche il microfono. Un breve saluto e un indirizzo del percorso che ci ha portato qui. È nato da 2 o 3 anni un nuovo format di settimana sociale, lo vediamo, ve lo racconto un attimino. Nel 2023 siamo partiti con la 20ª edizione della settimana sociale, con quel richiamo all'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, avviare processi più che possedere spazi. Ci siamo soffermati su determinate tematiche, ricordo in particolar modo la presenza del Cardinale Zuppi al Teatro Toniolo a Conegliano, in cui abbiamo iniziato un percorso proprio partito dalla 20ª settimana sociale diocesana, tracciando questa via che è culminata nel 2024, perché era l'anno della settimana sociale nazionale dei cattolici in Italia al tema della democrazia e partecipazione. Infatti nel 2024 la nostra settimana sociale è stata intitolata Democrazia e partecipazione. Abbiamo dialogato sul tema del partecipare nella politica, nell'economia, nella società, ed è stato un nuovo processo perché, come sapete, l'abbiamo visto coinvolto con alcuni comuni, vedete anche quest'anno le nuove partnership, le nuove collaborazioni dal basso, per dialogare non solo con degli eventi fini a se stessi, ma anche con dei processi, ecco riferimento all'anno precedente, che si avviavano. L'anno scorso, nel 2025, ci siamo confrontati sulla tematica dello stare insieme in una comunità che educa e si prende cura. Abbiamo così tratto un po' le conclusioni sull'essere popolo di una comunità che si educa con il coinvolgimento delle scuole e degli enti del terzo settore. Quindi vedete le varie realtà che si sono coinvolte nel 2024, anche nel 2025 c'è stato questo forte richiamo. E da questo cammino, appunto, partito dall'esortazione apostolica, arriva quest'anno, nel 2026, con le 10 associazioni. Sapete che questo è un processo partecipato di organizzazione della settimana sociale diocesana, che coinvolge evidentemente la diocesi di Vittorio Veneto con il suo ufficio di pastorale sociale e dal lavoro, ma la scuola sociale diocesana Maurizio Cecchetto, il settimanale diocesano L'Azione, la Caritas di Vittorio Veneto, l'Azione Cattolica Diocesana, le ACLI provinciali di Treviso, il Movimento dei Focolari, l'UCID, il Centro Culturale Humanitas di Conegliano, il Centro Culturale Giorgio Lapira, l'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi, qui ringrazio, vedo anche la Presidente e il Direttore Scientifico, la Comunità di Sant'Egidio. Ecco un processo partecipato che richiama in particolar modo la tematica del 2024 della partecipazione. Ecco questo cammino che quest'anno culmina in un tema che, come sapete, come è noto, è la pace sia con tutti voi. Questa è prima frase di Papa Leone XIV, proprio con il forte richiamo alla giornata mondiale poi della pace che si è celebrata il 1° gennaio 2026. Proprio qui, a Pieve di Soligo, questa sera vogliamo iniziare a raccogliere questo invito. La pace sia con tutti noi, non resti solo un saluto inaugurale, un saluto di inizio, ma diventi una chiamata. Questa chiamata all'impegno sociale che, come abbiamo celebrato poc'anzi, il Beato Giuseppe Toniolo ci fa trovare oggi qui riuniti, perché è grazie a lui che ha inventato, insomma, le settimane sociali diocesane, o comunque le settimane sociali. Un percorso che quest'anno avrà 4 tappe, le avete viste nella locandina. La prima, oggi, con un dialogo sull'impegno della Chiesa in questa tematica
della pace da costruire. L'11 febbraio, con uno sguardo sul mondo, aprire un attimino con la figura in particolar modo dell'ambasciatore, che farà dei riferimenti così allo sguardo totale del mondo della geopolitica, e il 13 febbraio ricordando quello che è emerso anche dell'omelia di Sua Eccellenza Monsignor Battocchio relativamente alla responsabilità di tutti di occuparsi di questo tema della pace che tanto abbiamo bisogno. E poi all'ottavo centenario della morte di San Francesco quest'anno ci sarà lui, uomo della pace e del dialogo, con la commedia musicale tratta da Forza Venite Gente a Conegliano. Dunque il mio, a nome dell'ufficio, con Don Andrea anche Forest presente e Luciano Moro, il vice direttore, un benvenuto a tutti, buona settimana sociale diocesana 2026 e vi saluto con le parole finali che il Santo Padre ha rivolto al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede il 9 gennaio 2026, che vorrei che fossero l'inizio di un ragionamento che parte oggi con la settimana sociale. Perché dice, nonostante il quadro drammatico che abbiamo di fronte ai nostri occhi, e faceva riferimento alla debolezza del multilateralismo e al diritto internazionale infranto, la pace rimane un bene arduo ma possibile. Essa, come ricorda Sant'Agostino, è il fine del nostro bene. Nel tempo del nostro pellegrinaggio su questa terra, essa esige umiltà e coraggio. L'umiltà della verità e il coraggio del perdono. Partendo appunto dall'umiltà della verità e il coraggio del perdono, l'augurio di tutti noi a partire da questa sera è di vivere questa serata tenendo bene presente che l'umiltà della verità e il coraggio del perdono, perché la pace siano non solo su di voi, ma costruita tutti attorno a noi. Grazie e buona serata. Prego Alberto. Bene, buonasera a tutti. Prima di iniziare il nostro incontro, giustamente nel processo, Francesco accennava anche alla diocesi di Vittorio Veneto e quindi non possiamo non invitare qui a fare un saluto anche a Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio. Il quale, Battocchio, prima di essere Sua Eccellenza, quello che ha detto, il 31 dicembre del 2024 ricevette una email da un certo Don Andrea Forest, a lui sconosciuto, che lo invitava a partecipare alla settimana sociale del 2025. E ho risposto negativamente perché è impegnato con attività accademiche e non avrei pensato allora di partecipare, e molto volentieri, alla settimana sociale del 2026. Quindi le profezie di Don Andrea, non so. Ecco, saluto e ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare in questi mesi per prepararla, in particolare il dottor Piero Schiavazzi, della sua presenza tra noi, e citava prima il saluto di Papa Leone al discorso al corpo diplomatico, pace, un bene arduo e possibile. Questa è la definizione dell'oggetto della speranza data da San Tommaso d'Aquino. Si spera in un bene arduo e possibile. Quindi speriamo ma teologalmente, per la fede, in questo bene arduo ma possibile, perché questo è il punto forse decisivo. La pace è possibile e se siamo convinti di questo riusciamo in qualche modo a impegnarci, a non rassegnarci. Se pensiamo che sia solo un sogno, un ideale, rischiamo di stancarci, di vivere di risentimenti, lamentele o rassegnazioni. La pace è un bene arduo ma possibile. Siamo qui per questo e buona serata a tutti. Bene. Grazie a Sua Eccellenza anche per le parole che ci ha rivolto. Entriamo nel cuore di questa serata che è dedicata, l'avete visto, a un tema molto ampio, l'impegno della Chiesa. Ora iniziamo questa parte, l'impegno della Chiesa per costruire la pace, guardando soprattutto con riguardo al pensiero
e alle azioni in particolare degli ultimi pontefici, quelli a noi più vicini e l'attuale. La Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, qualche mese fa, a novembre, ha pubblicato un documento, una nota approvata poi dall'Assemblea Generale ad Assisi, il cui titolo è Educare a una pace disarmata e disarmante. Proprio di tale commissione CEI è presidente Monsignor Luigi Renna, un altro giovane vescovo, 60 anni, arcivescovo di Catania dal 2022. Non gli è stato possibile essere fisicamente con noi questa sera, ma abbiamo chiesto, tramite Don Andrea Forest, gli abbiamo chiesto di presentarci brevemente il contenuto, il senso di questo documento di cui già si sta parecchio parlando, appunto perché educare a una pace disarmata e disarmante. Lo ascoltiamo insieme in un breve video, una breve video intervista molto intensa, e lo vediamo insieme. Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima serata della settimana sociale diocesana della diocesi di Vittorio Veneto. La pace sia con tutti voi, le parole che Papa Leone XIV ha detto dal balcone della Basilica di San Pietro all'inizio del suo pontificato. Proprio sul tema della pace desideriamo entrare attraverso questa settimana sociale, giunta alla sua 23esima edizione, con alcuni temi che approfondiremo nel corso di queste 3 serate. Questa sera ci occuperemo dell'impegno della Chiesa rispetto al tema della pace. Poi guarderemo al mondo nella serata di mercoledì e infine venerdì la pace come responsabilità di tutti, il nostro impegno quotidiano. Ma all'inizio di questa prima serata volevamo un po' intrattenerci con Sua Eccellenza, Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, che abbiamo intervistato, è anche qui questa sera come presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali, il lavoro, giustizia e pace, e proprio questa Commissione Episcopale ha prodotto un documento nei mesi scorsi approvato dall'Assemblea Generale della CEI che ci parla proprio del tema della pace. È un documento che nasce dopo diversi anni da un precedente pronunciamento e chiediamo questa sera a Monsignor Luigi Renna di presentarcelo. Si intitola proprio così: Educare a una pace disarmata e disarmante. Benvenuto Monsignor Luigi, grazie del tempo che ci dedica e della presenza qui tra noi. È anche un bel modo di sentirci parte di tutta la Chiesa italiana e anche della Commissione Episcopale per i problemi sociali, lavoro, giustizia e pace, in sintonia appunto nell'iniziare questa nostra settimana sociale diocesana con la sua presenza. Grazie, e ci aiuti un po' a capire, a entrare dentro la genesi e soprattutto i contenuti, gli stimoli che questo documento può offrirci. Grazie. E grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione e per il fatto che celebrate una settimana sociale diocesana, perché ogni diocesi, a mio parere, dovrebbe avere questo spazio, questo tempo di riflessione e di confronto. E il documento possiamo dire che è una ripresa di una nota pastorale della fine degli anni 90, Educare alla pace, che con educare alla socialità e educare alla solidarietà costituiva un triplice intervento che voleva fare un affondo sulle questioni sociali allora più rilevanti. La Commissione Episcopale, visto il perdurare della guerra in Ucraina e poi lo scoppio del conflitto in Terra Santa dopo quel funesto 7 ottobre, ha pensato che fosse necessario intervenire, ma proprio sul tema dell'educazione, perché in questi anni abbiamo visto una crescente insensibilità sul tema della pace.
E poi abbiamo sentito forte non solo l'impegno di Papa Francesco, ma anche l'invito rivolto da Papa Leone nel suo primo incontro con i vescovi italiani il 17 giugno scorso, a far sì che in ogni comunità nascesse una casa della pace, una casa che indichi strade di rispetto dell'altro, strade di non violenza. E per questo il documento ha avuto, così dire, un incoraggiamento dal Papa, è stato approvato infine nell'Assemblea di Assisi, e non ci poteva essere luogo migliore per veder fiorire appunto questa pianta. È tripartito, c'è una parte che corrisponde grosso modo al vedere tipico della dottrina sociale della Chiesa, c'è il giudicare che ci fa ritornare alle fonti, che ci permettono di fare discernimento sul tema della guerra e sul tema della pace, e infine c'è un agire che indica non solo ciò che si dovrebbe fare, ma tante buone prassi che sono ormai già consolidate nella Chiesa. C'è un altro aspetto metodologico che voglio sottolineare. Il documento è costellato dalla presenza di testimoni. Sono tantissimi, non li ho contati, ma non si è voluto privilegiare semplicemente un testimone della pace piuttosto che altro, in ambito cattolico o in ambito laico, perché sappiamo che su questo impegno, su quello della beatitudine degli operatori di pace, degli artigiani di pace e degli architetti di pace, i cristiani hanno lavorato sempre a fianco con tutti gli uomini e donne di buona volontà. Ma veniamo al documento. Effettivamente lo scenario che è cambiato negli ultimi 3 anni soprattutto, preannunciato in fondo anche dalla Fratelli Tutti, che nella sua prima parte sottolineava come ci fosse ormai un oblio della storia e un oblio della memoria. E sembra che in 80 anni noi abbiamo dimenticato che cosa sia una guerra e quali sono le sue conseguenze. L'oblio della storia si è manifestato nella fine di un equilibrio e la crisi di una cultura della pace, dice uno dei paragrafi, che è la crisi di un sistema. Questo non è avvenuto semplicemente in un paese. Vediamo che il fenomeno tipico della globalizzazione, di un batter d'ali di una farfalla che provoca il tornado da un'altra parte, come direbbe Bauman, ha fatto sì che una mancanza di sensibilità nei confronti della pace, o meglio dei diritti di ciascun popolo, fosse diffuso. E questo è stato dovuto, secondo l'analisi che abbiamo fatto, ad una visione della globalizzazione che non è saputa andare oltre l'aspetto economico, che non ha saputo cogliere invece l'importanza di far sì che si mettessero insieme anche i diritti e si pensasse sui diritti dei vari popoli. Leggo un passaggio. Tale schema, lo schema ecco, che è venuto meno, centrato sul fatto economico e finanziario, tipico della visione della globalizzazione, ignorava il peso della realtà sociale e culturale dei popoli del mondo. Gli stessi soggetti che avevano concorso a tale ordine internazionale, i paesi occidentali, hanno in effetti contribuito al suo deterioramento. Di fronte alle crisi politiche che si aprivano nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in Siria, si è scelto la violenza giustificata come umanitaria. Questo è un aspetto rilevante, aggravato poi dalla finanziaria, e penso che questa analisi oggi sia suffragata in modo particolare da tutto quello che si sta muovendo attorno a paesi che hanno delle grandi risorse e alla messa in discussione della NATO stessa, che invece i paesi occidentali hanno fortemente voluto. Cioè si è creato un sistema e quel sistema è imploso per mancanza di valori, per mancanza di lungimiranza, per una non sufficiente attenzione ai diritti dei popoli. E il fattore economico adesso sta avendo buon gioco. Sottolineo un altro aspetto.
della prima parte, che è quello della nascita dei nazionalismi. E quando parlo di nazionalismi parlo della nostra Europa e di un fallimento, di una crisi di quello che abbiamo chiamato l'esperimento Europa. Un esperimento che ha permesso però di vivere la pace per 80 anni, di mantenere degli equilibri, che è partito da un livello economico e ha sempre più cercato di trovare dei momenti che tenessero uniti tutti i paesi europei. Oggi c'è chi gioca a dividere l'Europa in un divide et impera molto pericoloso. Vi invito ad approfondire l'Unione Europea come esperimento di pace. La seconda parte per noi è molto importante perché ci permette di recuperare quegli elementi che fanno sì che noi possiamo avere gli strumenti per un discernimento. Si chiama memoria di annunci di pace. Si tratta di rileggere la scrittura. C'è una pedagogia divina che fa sì che si passi dalla violenza di Lamech alla legge del taglione fino al non uccidere, che è perentorio, e fino all'annuncio di Cristo, nostra pace. Una teologia della pace, una teologia profondamente fondata sulla Sacra Scrittura, che arriva a superare ogni tipo di divisione e guarda nelle scelte di Cristo come alle scelte chiaramente non violente. Quel rimetti la spada nel fodero è stato accolto e raccolto dalla prima comunità cristiana in una maniera molto radicale. La dottrina sociale della Chiesa è ricchissima da questo punto di vista, a partire da Papa Benedetto XV, ci sarebbe in verità anche da riprendere qualcosa di Pio X, e attraversa tutta la dottrina del secolo XX e ormai questo primo quarto del XXI secolo. Punto capitale davvero la Pacem in Terris. E la dottrina sociale della Chiesa è cresciuta nel tempo, grazie anche a quell'appuntamento che non dovremmo mai perdere, quello del messaggio delle giornate mondiali della pace. Ogni anno la dottrina sociale della Chiesa si aggiorna, se non altro per questo documento che affronta delle questioni. Ormai ci accompagna da anni e ha affrontato questioni molto molto importanti man mano che si sono presentate. L'ultima porta il titolo del primo messaggio di Papa Leone per una pace disarmata e disarmante e ci pone di fronte, e concludo così per la seconda parte, proprio di fronte ad una pace che si caratterizza così. In verità gli aggettivi usati da Papa Leone sono 4: disarmata, disarmante, umile e perseverante. Vanno letti tutti insieme, perché non si può capire una pace disarmata e disarmante senza l'elemento dell'umiltà e non si può guardare ad una pace senza la perseveranza, che non è semplicemente l'assenza di guerra per tanto tempo, ma il consolidamento dei diritti. E concludo con i beati costruttori di pace. Siamo chiamati ad essere soprattutto artigiani di pace. Artigiano è chi educa, chi la costruisce quotidianamente. Architetto è colui che dal punto di vista politico mette in atto delle scelte. Noi siamo degli artigiani, ma guardiamo agli architetti di pace, perché siamo noi che li eleggiamo nei vari consessi nazionali ed europei. Non dobbiamo pensare di essere fuori dalla storia perché non abbiamo in mano le cosiddette leve del potere, perché in un paese democratico noi scegliamo chi deve essere l'architetto delle grandi questioni che ci riguardano. E l'educare alla pace riguarda vari ambienti, è un impegno ecclesiale. È un impegno ecclesiale che non può essere di pochi movimenti, che in questo tempo vediamo un po' invecchiare. Deve essere qualcosa di trasversale, perché vediamo che dall'altra parte si sta cercando di educare le nuove generazioni alla violenza, a risposte che vengono soltanto dalle armi, e sembra che le risposte politiche siano più in forme violente piuttosto che in trattati, in percorsi e in situazioni che possono essere semplicemente sanzionatorie. Educare nella famiglia e nella scuola
e da questo punto di vista mettere in atto dei percorsi. Concludo con due affermazioni, con due rimandi. Quello del delegittimare la guerra, la non violenza. La parola non violenza tante volte l'abbiamo relegata semplicemente a movimenti che sono al di fuori del mondo cattolico, sono quasi a confine di essi. Questa convinzione, ecco, del non uccidere, che si traduce in forme non violente, va ripreso in una maniera forte. E poi infine l'attenzione al riarmo, soprattutto a quegli impegni che sono stati i trattati di non proliferazione delle armi nucleari. Ecco, questa attenzione è tutta politica, e politica non significa che riguarda qualcuno, ma riguarda tutti i cittadini che da questo punto di vista devono potersi rendere attenti. Sento di dire che non possiamo oggi annunciare il Vangelo e non annunciare la beatitudine del beati gli operatori di pace. Non possiamo annunciare il Vangelo in questo momento storico, così come è stato fatto agli inizi del Novecento, e non ricordarci che c'è un impegno primario per scongiurare la guerra e per consolidare la pace disarmata, disarmante, umile e perseverante. Grazie Monsignor Renna per questa cavalcata all'interno del documento, così in un quarto d'ora, però ci ha offerto in modo completo anche tutti quelli che possono essere gli spunti contenuti nel documento. Non abbiamo potuto averla qui, Monsignore, perché so che è impegnato nelle celebrazioni di Sant'Agata. Per la festa di Sant'Agata, le immagini le avete viste in questi giorni, e poi la conclusione il 12, perché questo è il 9° centenario della traslazione delle reliquie, quindi abbiamo anche un'apertura straordinaria per permettere ai giovani di conoscere Sant'Agata, perché non sia solo folklore, ma testimonianza cristiana. Bene, la ringrazio, poi ci vedremo credo a Brindisi per il convegno nazionale della pastorale sociale. Grazie. E lasciamo adesso la parola a Piero Schiavazzi, che interverrà nella seconda parte più consistente di questa prima serata. Grazie ancora a Monsignor Renna e buona serata. Buona serata e saluti a Monsignor Battocchio. E buon proseguimento a tutti. Bene, adesso proseguiamo la serata. Abbiamo visto la prima parte dove il filo conduttore era la visione della pace secondo la CEI, e adesso continuiamo con questa seconda parte dove avremo una visione invece da parte di un giornalista, docente, scrive per Milano Finanza e l'Huffington Post, è analista per l'Imes ed è docente di geopolitica vaticana presso la Lincus, l'Università Lincus di Roma. Che dire, un curriculum pieno, ricco, come dimostrerà anche questa sera il professor Piero Schiavazzi, però c'è una novità che è arrivata più o meno 45 minuti fa, ed è per questo che Conegliano e in generale tutto il territorio del Prosecco, in questo caso Pieve di Soligo, porta fortuna e quindi ci verrà a trovare, perché 45 minuti fa è diventato anche membro del comitato scientifico di Limes. Questa è una novità di stasera e questo dà ancora più valore alla sua presenza qui, dove ci spiegherà e soprattutto ci parlerà delle parole del Papa e di quello che ci dice il Papa. Quindi la parola al professor Piero Schiavazzi. Si sente bene in fondo, sì. Io vi ringrazio il Vescovo che ha la sua prima settimana sociale, e soprattutto perché mi aiuta con la sua presenza a fare da liaison tra i due papi, perché lui è un vescovo nominato, scelto da Papa Francesco, ma che poi è stato ordinato già durante il pontificato, il 25 maggio se non sbaglio, di Papa Leone. E poi mi fa sentire più vicino perché ha passato molto tempo a Roma. A Roma chi dirige il Capranica, come sapete, notoriamente dirige il Collegio Nobile,
di Roma per la tradizione che lo accompagna, quindi era la persona adatta per la città di Toniolo, il quarto di nobiltà, come si dice che era necessario per quest'onere e questo onore. Io cercherò, ne faccio molte, ho questo privilegio di conferenze, ne faccio tanti per l'Italia, e quindi anche per me stesso, ancor prima che per chi mi ascolta, cerco di variare, di stare nei limiti del possibile sulla attualità per non ripetermi. Oggi è tutto più facile, perché è come se il Papa ieri avesse sentito in qualche modo Monsignor Renna e quindi nel suo angelo nell'Angelus di ieri, si fosse attenuto al trittico, alla trilogia, alla metodologia, avete sentito, vedere, giudicare, discernere e poi agire. Questo è stato un po' lo snodo della riflessione che abbiamo appena ascoltato di Monsignor Renna. Il Papa ieri ha fatto lo stesso. Poi non so chi l'ha seguito di voi in diretta, la prima parte dove commenta il Vangelo era luce del mondo, sale della terra, poi i saluti, e lì doveva essere finito, anche perché l'appello politico, geopolitico tradizionale che segue la preghiera mariana l'aveva fatto per la Nigeria, poi aveva salutato i gruppi presenti, poi ci ha ripensato ed ha aggiunto questa frase proprio in coda all'Angelus, come chi dice: ecco perché io ho scritto che sarà pure vero che c'è il Midnight Hammer, così Trump ha definito la sua incursione sulle montagne, sui depositi di uranio, la guerra dei 12 giorni, giugno del 2025. Il martello sono i suoi B-52 e le bombe famose Bunker Buster che lui ha sganciato, ha fatto sganciare sui siti iraniani. Ha detto: io ho il martello di mezzanotte. Sarà pur vero che c'è il martello di mezzanotte, ma c'è anche un midday hammer, un martello di mezzogiorno, che soprattutto a Natale e a Pasqua, nella Urbi et Orbi, e poi con scadenza domenicale tutte le domeniche, il mondo ascolta. E sono decine, centinaia di milioni di persone. È il martello di mezzogiorno dei Romani Pontefici. È come se ieri il Papa, appunto ripensandoci, prima di congedarsi, avesse voluto dare l'ultimo colpo di martello quando ha detto, cito testualmente, e a proposito, le strategie di potenza, è stata proprio l'ultima frase in coda all'Angelus, le strategie di potenza economica e militare ce lo insegna la storia. Vedete il trittico di Monsignor Renna: vedere e poi discernere. Le strategie di potenza, ce lo insegna la storia, vedere, non hanno futuro. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli. Frase similissima a un testamento spirituale di Papa Francesco, esattamente un anno fa domani, uno degli ultimi grandi atti di significato internazionale geopolitico del pontificato è il 10 febbraio, poi ricorderete che c'è stato il ricovero al Gemelli di San Valentino il 14, quindi siamo agli sgoccioli del pontificato di Papa Francesco, e lui scrive: Trump ha appena fatto in Campidoglio, pochi giorni prima, il suo discorso del beginning day di insediamento, il programma, l'annuncio del programma di deportazioni di massa dei migranti da Minneapolis a Los Angeles, con le conseguenze che poi abbiamo visto e tutti conosciamo. Francesco scrive una lettera durissima ai vescovi, all'episcopato degli Stati Uniti. È il 10 febbraio, domani, un anno fa, molto simile la frase a quella con cui ha concluso ieri il suo Angelus Papa Leone. Ciò che viene costruito, questo è Papa Francesco, sul fondamento della forza e non sulla verità riguardo alla pari dignità di ogni essere umano, comincia male e finisce male. Quindi la Chiesa non ha cambiato, non ha modificato il suo messaggio da un papa all'altro, ma nel frattempo è cambiato il paesaggio. In questo anno che ci separa da quella lettera di Papa Francesco ai vescovi americani all'appello ultimo di ieri
di Papa Leone è cambiato completamente, come poche volte nel corso della storia, in un solo anno, il paesaggio geopolitico. Avete evocato a più riprese, anche nella introduzione, il discorso del 9 gennaio al corpo diplomatico di Papa Leone, la sua prima volta, perché è vero che appena eletto Papa, un nuovo Papa incontra il corpo diplomatico, ma lì sono più i saluti. Il discorso sistematico, quello che io chiamo il discorso sullo stato del mondo, lo ha tenuto, dove non solo da pastore della Chiesa universale, ma da capo di Stato, passa, e da massimo leader spirituale del pianeta, passa in rassegna i vari scenari contemporanei, area per area, continente per continente. Il 9 gennaio Papa Leone ha tenuto una lezione di teologia della storia, e questo è insolito. In genere quel discorso, lui ha di fronte ai 184 paesi che hanno relazioni diplomatiche con la Santa Sede, sono 184, in quell'occasione vengono tutti, anche quelli che non sono residenti a Roma. Voi sapete, non tutti i paesi che hanno relazioni diplomatiche hanno poi l'ambasciata residenziale, perché soprattutto per i paesi del terzo mondo ha un costo mantenere una cancelleria, però per quella occasione del discorso di inizio d'anno, il discorso sullo stato del mondo, vengono tutti, e lui ha fatto una lezione. Questa è stata una novità. Normalmente è un discorso politico, lo prepara la seconda sezione della Segreteria di Stato, quella presieduta dall'inglese guidata dall'inglese Monsignor Gallagher. In questo caso lui ha esordito con una lezione di teologia della storia e ha detto: io mi sento un po' come Agostino, perché vedete, ci sono degli eventi che sconvolgono e modificano l'immaginario della umanità. È successo per noi quest'anno, ma insomma, se ci avessero detto 10 anni fa che un presidente degli Stati Uniti si voleva prendere il Canada, la Groenlandia, noi avremmo riso, gli avremmo detto di stare su un geopolitico generale, scherzi a parte. Ed è soltanto una delle cose che sono accadute in questo 2025-26. Soltanto una di quelle che sono accadute. Cos'era accaduto? Dice Papa Leone. Nel 410 c'era stata l'invasione barbarica su Roma. Roma che sembrava imprendibile. Questo sconvolse i contemporanei, li sconvolse. E Papa Leone ha iniziato il suo discorso al corpo diplomatico dicendo: tutti guardavano, ormai l'impero era cristianizzato, era passato un secolo dalla conversione di Costantino, siamo già dal 313, siamo al 410, passato un secolo, ormai il cristianesimo si stava diffondendo, c'era già stato il concilio di Nicea, il simbolo niceno, la professione di fede cristologica, Sant'Ambrogio, però cade Roma. E molti si rivolgevano al Papa di Roma dicendo: il tuo Dio cosa fa? Il tuo Dio cosa fa? Io la sento su di me, ha detto Papa Leone oggi, questa domanda da parte del mondo. E Dio cosa fa? E Sant'Agostino, lì è partita la lezione di teologia della storia, così l'ha definita Papa Leone, ai diplomatici. Sant'Agostino scrive il De Civitate Dei, dove presenta questa lettura, ha detto, così attuale ancora della storia, delle due città che non stanno soltanto fuori di noi ma vivono dentro di noi, ed una è fondata sul primato del prossimo, anche come categoria diplomatica, il perdono eletto, assurdo a categoria diplomatica, e poi spiegherà perché, a categoria della diplomazia e quindi non soltanto religiosa, e dall'altra parte invece la città dell'uomo. Oggi la città dell'uomo si è presa quasi tutti gli spazi, perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha compiuto nel 2025 80 anni, l'ONU, era da un punto di vista giuridico di civiltà del diritto una specie di lampada messa sul moggio. Era una specie di città sul monte in versione terrena.
o se vogliamo stare al Vangelo di ieri era la lampada. Il diritto internazionale era un sale della terra che rendeva meno aspre, meno amare le relazioni internazionali. Era una specie di sale della terra. Oggi, cito ancora testualmente, Papa Leone, prevale la versione del diritto della forza. Il diritto è il diritto della forza, è il diritto del più forte, che si va a prendere i territori. Si ragiona prettamente, squisitamente, direi esclusivamente in termini di sfere di influenza, con una differenza. E perché ho evocato il sale della terra? Vedete, dobbiamo essere molto realisti. Questa è una serata, una conversazione di geopolitica. Non è venuto un docente di geopolitica a fare la predica, quindi ragiona con delle categorie scientifiche. Ora, in termini geopolitici, le sfere di influenza ci sono sempre state, ma noi avevamo dei paesi sull'asse della NATO, sull'asse dell'Occidente, sull'asse dei due continenti transatlantico, delle due sponde dell'oceano. Noi avevamo dei paesi che ragionavano almeno di facciata in termini valoriali, e il cardinale Casaroli, grande diplomatico della Chiesa, che aveva partecipato alla conferenza di Helsinki. Helsinki è quella che si tiene quando ancora c'era l'Unione Sovietica sulla sicurezza in Europa. Tutti sottoscrissero a Helsinki il primato della democrazia, anche le repubbliche popolari dell'Est, che erano dittature. C'era ancora l'Unione Sovietica, siamo negli anni 70. E il cardinale Casaroli, al quale fu contestato che il Vaticano partecipasse, gli fu contestato proprio dai vescovi dell'Est. I vescovi dell'Est, che erano schiacciati sotto il tallone dell'Unione Sovietica, contestarono alla diplomazia vaticana di essere andata a firmare. Il cardinale Casaroli rispose anche al cardinale Wojtyła, che era uno di quelli che si lamentava, e che poi gliene ha dato atto, da Papa dopo, a quell'uomo che conosceva bene, così lo ha definito il cardinale Casaroli. Wojtyła da Papa ha definito Casaroli, confermandolo segretario di Stato, un uomo che conosceva bene le vie dell'Est, che il diritto non è mai un pezzo di carta. Quando tu sottoscrivi qualcosa, il rispetto dei popoli, dei loro diritti, delle loro dignità, anche se poi continui a fare il dittatore a casa tua, dai adito in un consesso internazionale, dai adito ai tuoi interlocutori di contestartela la mancanza. Può sembrare un paradosso, no? Siamo cresciuti alle elementari che dicevano i trattati sono pezzi di carta. I trattati non sono mai pezzi di carta. Le parole hanno una loro forza. Bene, così è stato ancora fino ad oggi per l'ONU. Così è stato per la NATO, perché questa cornice di rispetto dei diritti dei popoli si è fatta valere. La rottura brutale è che questa cornice, all'interno della quale è vero che si consumavano rapporti di potenza, ma erano rapporti di potenza che comunque erano mediati, ingabbiati, gestiti dal primato del diritto. Il diritto internazionale esisteva e come influiva. Nel corso del 2025 è saltato tutto, e questo equivale alla presa di Roma da parte dei barbari. E quindi io ho assimilato Papa Prevost, perché non so se voi avete visto, è molto bella, sta su YouTube, c'è il cardinale Prevost che tiene una conferenza senza immaginare quello che gli sarebbe capitato, e che spiega che ogni papa, ognuno degli ultimi 3 papi è arrivato al momento giusto. Lui dice: perché Bergoglio non è arrivato nel 2005 ed è arrivato nel 2013? Sapete che Bergoglio nel 2005 ci andò vicino. È perché lo Spirito Santo riteneva che in quel momento servisse Ratzinger, servisse Benedetto, e che nel 2013 lo Spirito Santo ha il senso del tempo. Ha il senso del tempo. Poi sapete, detto da un agostiniano, per gli agostiniani, questo fatevelo spiegare dal vostro vescovo teologo, è distensio anime, che in termini di teologia della storia dire che il tempo è distensio anime vuol dire moltissimo. Forse la più bella definizione del tempo che sia stata data
non soltanto nella storia della teologia, della filosofia, ma nella storia della letteratura, Distensio Anime. Bene, un uomo che ha detto questo, che ogni Papa è arrivato al momento giusto, volete che da quella sera dell'8 maggio non si interroghi? Perché io adesso? Volete che non sia la sua domanda quotidiana? Perché io adesso? Non soltanto ad intra, ma anche ad extra. E proprio per questo io volevo chiedere se mi fa vedere quella del cavallo bianco, che dovrebbe essere la terza o la quarta. Quella del cavallo bianco, se me la fa vedere. Cerco ogni tanto di alleggerire perché l'ora è tarda e soprattutto perché la geopolitica è impegnativa. Io non so chi di voi va a cavallo. Questa è una scena di ottobre. Prevost, sapete, faceva trekking obbligato da vescovo perché la diocesi di Chiclayo in Perù ha molte strade, villaggi lontani, strade che non sono asfaltate, lo richiede. Ma questa immagine, io vado a cavallo, faccio trekking, gli hanno regalato questo cavallo bianco, un puro sangue. Portare un cavallo a piedi, non so chi di voi ci ha mai provato, prendere il cavallo per le briglie a piedi è più difficile che in sella da guidare, da portare. Perché soprattutto un puro sangue che ha un caratteraccio, il puro sangue quando non riconosce, non conosce, non è che non riconosce, non conosce il cavaliere, lo devi prendere con due mani, una vicina al muso, l'altra più lontana, perché l'altra più lontana serve a evitare che non... Cosa succede quando ti arriva un cavallo che non ti conosce, esce dalla stalla? Può fare due cose, o recalcitra, e quindi provi a prenderlo con una mano sola, non viene, lo devi prendere con due, e Prevost lo sa perché tante volte ha conosciuto cavalli per la prima volta. E l'altra cosa che può succedere è che invece ti scatti avanti, a volte alternativamente succede l'uno o l'altro, a volte ti trascina e viene avanti, ecco perché due mani, e lo devi frenare, a volte invece è recalcitrante, non si muove. Bene, io credo che questa sia un'immagine ad intra del pontificato di Papa Leone, e cioè lui i primi 6-7 mesi di pontificato ha preso le misure al cavallo bianco che è stato chiamato a guidare. E soltanto adesso stia cominciando il pontificato. I vescovi e i cardinali se ne stanno accorgendo. Forse il pontificato è cominciato davvero da un punto di vista geopolitico. La cavalcata del pontificato è cominciata con il viaggio in Turchia-Libano. Ad intra, invece, guardando all'interno della Chiesa, è cominciata col concistoro straordinario del 7 e dell'8 gennaio. E guarda caso, il giorno dopo, il 9. È come se prima avesse fatto il discorso sullo Stato dell'Unione, parlando ai cardinali, e poi dopo il discorso sullo Stato del mondo, incontrando gli ambasciatori. Qual è la metafora? Lui ha voluto saggiare perché si è trovato con una chiesa dove c'era chi, come il cavallo, ti trascina. C'era una parte della Chiesa che riteneva che non fossero sufficienti e ritiene le riforme di Francesco e quindi cerca di trascinare in avanti il nuovo Papa, e dall'altra parte c'è invece una parte della Chiesa che è recalcitrante e vorrebbe tornare indietro o comunque frenarsi rispetto a quello che ha fatto Francesco. Ecco il senso delle due briglie, è come se lui avesse preso prima di montare in sella le misure alla Chiesa. Perché insiste così tanto sulla unità? Perché questo è un momento in cui il mondo sta andando in pezzi e la Chiesa è rimasta probabilmente, dopo la crisi della NATO e dopo la crisi dell'ONU, crisi della NATO a Occidente, crisi dell'ONU, non sto perdendo il filo, mi serviva questa immagine per entrare in questa parte del discorso, nel momento in cui le istituzioni unitarie, la Chiesa è un esperimento ante litteram che dura da 2000 anni di istituzione globalizzata, di istituzione universale. E l'unità della Chiesa oggi, ma questa è teologia, non è tema della nostra sera, oltre a essere voluta da Cristo ed essere il compito principale del pastore universale della Chiesa, oggi l'unità della Chiesa, di questa istituzione universale, è un esempio per il mondo, nel momento in cui le altre istituzioni universali non tengono più e vanno ripensate prima ancora di rifondate.
donde la insistenza di Papa Leone sull'unità della Chiesa e anche la prudenza dei suoi passi, insistenza sulla unità della Chiesa, che è una lezione in questo momento per il mondo, è un'organizzazione internazionale, brutta parola, in genere i papi non amano che si definisca la Chiesa organizzazione, quindi faccio la premessa, ma è un'organizzazione, è anche questo, è un'organizzazione internazionale che tiene, in questo senso è un esempio in questo momento per il mondo in cui tutte le altre organizzazioni internazionali non tengono più. La Chiesa tiene insieme una classe dirigente di tutti quanti i continenti. E se Don Andrea cortesemente mi fa vedere l'altra immagine, quella dell'alluvione di Ciclaio, eccola. Lucio Caracciolo, che avete evocato prima, che avete nominato, il direttore di Limes, distingue due ambiti del mondo, Caoslandia e Ordolandia. Ordolandia sono i paesi dove c'è ancora lo Stato di diritto. Tutti quanti pensavamo, dopo l'89, quando è caduto il comunismo, addirittura c'era chi parlava di fine della storia, lo sapete, Fukuyama, la teoria della fine della storia, che ormai la democrazia e il diritto fossero destinati liberamente a espandersi in tutto il mondo. Ci troviamo invece oggi con una la reale della democrazia si sta enormemente restringendo, ma non solo, anche quello dello Stato di diritto. Le terre del caos, dove lo Stato non tiene più, gli argini, dove gli argini, allora una immagine di un futuro Papa, qui siamo nel 2021, con gli stivali in mezzo all'alluvione. Forse sta al XXI secolo, il massimo leader spirituale del pianeta, quando ancora non sapeva di esserlo, ma lo sapeva la provvidenza, che lo sarebbe diventato. Questa immagine sta come il quadro di Munch stava al Novecento. Ricordate il quadro di Munch, il pittore norvegese all'inizio del Novecento? Vede, così viene interpretato, vede gli orrori, tutti gli orrori del Novecento. Questo quadro di un Papa che sta con gli stivali nel fango dell'alluvione perché ormai la storia sta tracimando e le istituzioni non riescono più a trattenerla. Il fiume della storia ha esondato. Lo dico poi in una terra dove a volte i fiumi fanno gli scherzi ed esondano. Il fiume della storia ha esondato e lo Stato di diritto non riesce più a tenerle, aumentano le terre di Caoslandia e la Chiesa è chiamata a svolgere un ruolo di supplenza. Lui si vede come Agostino. Voi sapete che Agostino era vescovo di Ippona, il Mediterraneo allora era l'oceano mondo, e lui vede da questa sua città affacciata sul Mediterraneo un mondo che cambia, Roma che è caduta, che è stata presa dall'Arico e dai barbari. È una civiltà al tramonto. E che cos'è Prevost se non un Papa dell'Occidente che dalla sua Ciclaio, la sua Ippona si chiama Ciclaio ed è affacciata sul Pacifico, che è oggi quello che il Mediterraneo era allora, vede l'Occidente al tramonto senza che niente ancora lo abbia sostituito. E la Chiesa, nelle relazioni internazionali, è chiamata alla supplenza della unità, a lavorare per nuove relazioni internazionali. E qui si colloca l'elemento di distinzione tra Papa Francesco e Prevost, che non è un elemento di messaggio. Il messaggio, avete visto, è lo stesso. Vi ho citato le due frasi che sono assolutamente speculari, quella di un anno fa di Papa Francesco come se fosse un testamento spirituale, e quella di oggi, di ieri, a 24 ore, in coda all'Angelus di Papa Leone, ma è cambiato il linguaggio. Con Francesco noi avevamo un linguaggio, è come se fossimo passati da Borges, io ho scritto sull'Imes, a Hemingway. Francesco ci aveva abituato a un linguaggio, ma c'è anche una ecclesiologia e metodologia diversa, perché poi ogni Papa è se stesso, si porta la sua storia. Borges è un linguaggio fantasioso. I discorsi di Francesco, non so chi di voi è stato a Buenos Aires, sono un po' come le facciate delle cattedrali e delle chiese argentine. C'è una commistione di generi. Se voi guardate il barocco argentino c'è poi qualche elemento istintivo, indio. C'è una commistione
di sensibilità india nel barocco argentino e mentre da un papa nato a Chicago i suoi discorsi sono estremamente lineari. È come la prosa di Hemingway. Sapete come viene definita la prosa di Hemingway? La teoria dell'iceberg, perché le frasi di Hemingway è così, è anche Leone. Cioè l'iceberg emerge la punta, ma sotto e non si vede, ti viene addosso con l'impatto. Leone parla per frasi brevi, terribili, alcune tremende. È possibile, pensate il 22 dicembre alla Curia Romana, è possibile essere amici nella Chiesa? Secca così, che ti dice tutto. È possibile l'amicizia nella Chiesa? Ve lo domando. Oppure ai cardinali, 7 gennaio, concistoro straordinario, tutti i cardinali del mondo convocati a Roma, c'è vita nella Chiesa? E poi gliel'ha richiesto l'8 gennaio, il giorno dopo. C'è vita nella Chiesa, secca così, alla punta dell'aria. Questo è Hemingway. Questo è un linguaggio hemingwayano. Perché poi ogni papa ovviamente ha il suo stile. O ancora, fatto inedito, mai era successo che un papa chiudesse con una poesia, peraltro di un israeliano, di un poeta Yehuda Amichai, è il 25 dicembre, l'Urbi et Orbi, la prima Urbi et Orbi natalizia del nuovo Papa, e lui finisce citando una poesia di un poeta durante la Urbi et Orbi, che è il discorso anche, vedete, un'altra trasgressione, perché poi ogni Papa è se stesso rispetto al canovaccio tradizionale. Agli ambasciatori che si aspettavano che cominciasse a parlare delle singole aree del pianeta, invece gli ha parlato della città di Dio, gli ha fatto una lezione di teologia della storia. Gli ha parlato della città di Dio e della città dell'uomo, e a tutto il mondo, all'universo mondo, il 25 di dicembre ha terminato parlando di pace selvatica. Ecco, non si capisce, rispondendo al tema di stasera, nulla del concetto della pace di questo pontefice, che ha esordito l'8 maggio dicendo la pace. Io ero in diretta da Formiglie a Piazza Pulita a commentare l'elezione in diretta nell'edizione speciale, era un giovedì difatti quando è stato eletto il Papa, è andato avanti fino a mezzanotte, e ero con Paolo Mieli a commentare in diretta questo avvenimento. Ma per capire la pace sia con voi noi dobbiamo fare un salto avanti al 25 dicembre, la pace selvatica. Che cos'è la pace selvatica? La pace, spiega Papa Leone, ha letto proprio il brano, non è quella dei trattati e non è nemmeno quella dei cessate il fuoco. Spesso, aggiunge, la pace dei trattati a tavolino è la pace di Fedro o di Esopo. Superior stabat lupus, è la pace del lupo imposta all'agnello. Ma come faccio, dice l'agnello al lupo, a averti sporcato l'acqua se tu stai sopra e io sto sotto, e quindi l'acqua passa prima da te e poi arriva da me? Ma forse allora vuol dire che tuo nonno e qualcuno prima di te me l'ha sporcata. Che cos'è la guerra in Ucraina se non una versione moderna di questo aneddoto, di quest'apologo, di questa favola? E c'ero prima io, e se non c'ero prima io adesso ci sarò stato 1000 anni fa, e quindi mi devi ridare. Ma dice, ma siamo tutti ucraini oggi ormai? Ma sì, ma c'erano i miei avi 1000 anni fa, intanto me la riprendo. Sono le foglie di fico che servono a giustificare gli atti, che servono a giustificare gli atti di forza. La pace, aggiunge, la pace vera, quella che dura, è selvatica, cioè nasce dal cuore dell'uomo, perché nel cuore dell'uomo c'è l'anelito di pace, perché c'è la città di Dio, che è una categoria dello spirito prima di essere. La città di Dio è una categoria, dice, torno al discorso ai diplomatici, è una categoria dello spirito prima di essere una categoria della storia, è una categoria geopolitica del diritto internazionale. La città di Dio è una categoria interiore, quindi riguarda ciascuno. La pace è un anelito, ma quest'anelito è spesso soffocato nel cuore dell'uomo dall'istinto bellico, quello che lui ha chiamato il fervore della guerra. Siamo sempre al discorso del 9 gennaio che oggi la fa da padrone. E quando è che riesce a rispuntare l'anelito alla pace che c'è nei popoli? Quando sono stremati dalle guerre. Tra le pieghe della storia
e tra le piaghe dei popoli, come nel fango, tra le pieghe della storia e tra le piaghe dei popoli, spunta selvatica da un istinto divino che ha messo nel cuore dell'uomo chi l'ha creato, ed ecco perché Leone, che fa tutto un discorso pessimista, perché uno che parte dicendo è saltato il diritto internazionale, mi sento come Agostino che guarda l'impero, non si sa che cosa sta per succedere perché il mondo è diventato buio, perché cioè non c'è più quello che c'era prima, ma non si sa cosa ci sarà dopo. E perché poi c'è questa venatura? Perché lui sa che Dio ha seminato nel cuore un istinto di pace, ed ecco cosa gli fa dire il motto del vescovo: ipse est pax nostra, è lui la nostra pace. Ovviamente questo è il motto, è così, meno male, poi sempre confermato. È questo il discorso. Che cosa vuol dire? Che un laico che non crede non può fare, è molto più difficile. Io ricordo le mie conversazioni notturne con Giuliano Amato, il quale nel 92 da Presidente del Consiglio e poi in un'intervista televisiva mi disse: beati voi credenti, perché voi avete questo ancoraggio più forte a cui collegare e legare la speranza di pace, cioè il principio creaturale. Voi siete obbligati, anche se la storia lo nega, sembra che non sia così, ma siete obbligati a credere che nell'uomo c'è anche un fondo di bontà e che Dio è Signore della storia, se no non sareste credenti. Però il fatto che un Papa leghi e colleghi tutto al fatto che questo è il discorso al corpo diplomatico e questa è la benedizione Urbi et Orbi del 25 dicembre, quindi ormai vedete come si sta delineando il magistero di Papa Leone, il fatto che lui colleghi questa sua speranza alla certezza che era la stessa di Sant'Agostino, anche nel momento in cui le nuvole oscuravano il cielo della storia, che comunque tornerà un'alba, questo è legato a un'opzione di fede. È la pace selvatica, che è seminata come la città di Dio nel cuore dell'uomo, ma poi lui aggiunge: viviamo in un momento in cui la città dell'uomo sta prevaricando e lascia soltanto degli spazi periferici. Lascia soltanto degli spazi periferici in questo momento alla città di Dio. Per cui c'è una sequenza di date che è significativa. Il 7-8 gennaio chiama i cardinali, il 9 gennaio chiama tutti gli ambasciatori, il 6 gennaio, 3 giorni prima, chiude la Porta Santa. E è come se chiudendo la Porta Santa questa volta avesse pronunciato un secondo extra omnes, questa volta lui, da Papa. Cioè quel chiudere la Porta Santa è fuori tutti. In questo cambia il linguaggio, non soltanto perché da Borges siamo passati a Hemingway. C'è un cambio di metodologia da parte di questo Papa. Cioè lui ritiene che proprio perché la Chiesa debba dare un senso di unità al mondo, perché è una delle poche istituzioni che mantengono un punto di vista universale sul mondo, un punto di vista universale che non lascia prevalere in sé l'istinto di parte. Ieri ha detto un'altra frase fortissima: mi sono stupito che stamattina non sia uscita sui giornali, perché scusate, quando ieri se ne esce durante l'Angelus, questa ve la cito, non amo leggere perché poi non è una forma di rispetto all'uditorio che va guardato negli occhi, ma questa va citata. Quando ha detto il sale che diventa sciapo, e poi ha fatto: ma voi pensate che Gesù Cristo non ce l'abbia mai avuta questa tentazione, quella identitaria? Ora, io avevo sentito dire di tutto, avevo sentito definire Gesù Cristo nella mia vita in tanti modi, ma la categoria identitaria, che è politica, la usiamo oggi, cioè la trovi sulle pagine politiche dei giornali, non l'ho mai sentita applicare, e soprattutto da un Papa. Lui ha detto: voi pensate che la tentazione identitaria, così lui ha interpretato, manca poco all'inizio della Quaresima, le tentazioni del Signore, la prima domenica di Quaresima, quella è una tentazione identitaria.
non sai chi sono io, far valere e ostentare, esibire al mondo la sua dignità, la sua identità, la sua forza. Non sapete chi sono io. Allora, applicata a Gesù Cristo, la categoria identitaria, lui sta parlando di Dio, ma il discorso è rivolto da suocera a nuora, da nuora a suocera, a chi in terra si sta sentendo Dio ed esibisce la sua identità. E aggiunge, vuole avere il mondo ai piedi. Questo è l'Angelus di ieri. È chiaro il riferimento a quella parte di mondo che sta esibendo a chi strilla di più la propria identità. Esibizione, ve la cito, Gesù stesso fu tentato da altre strade, far valere la sua identità, esibirla, la tentazione identitaria che Dio rinnega. Di fronte a questa tentazione identitaria, che è la negazione dell'unità, e qui siamo passati a un altro discorso importante, vedete che tutto si tiene nella strategia della Santa Sede. Il 17 gennaio, 10 giorni dopo il discorso del Papa al corpo diplomatico, parla Parolin. E Parolin fa uno dei discorsi più importanti da quando è segretario di Stato per l'anniversario della Pontificia, 325 anni dell'Accademia Ecclesiastica. L'Accademia Ecclesiastica è la scuola diplomatica della Santa Sede dove si formano i nunzi, i futuri nunzi, dove si forma quei sacerdoti che ogni vescovo ritiene particolarmente portati e che quindi manda a Roma, fanno l'Accademia Ecclesiastica, poi comincia la carriera diplomatica, in genere vanno nella seconda sezione della Segreteria di Stato, poi molti di loro vanno nelle nunziature del mondo e alcuni diventano nunzi apostolici. Nasce la scuola diplomatica della Santa Sede. Parolin fa il discorso e dice: oggi il mondo è diviso fra queste due categorie, quella identitaria e unitaria. Noi siamo i depositari della istanza unitaria, mentre il mondo segue. Questo è perché la domanda che voi fate stasera, qual è l'impegno? Non voglio terminare il mio discorso senza rispondere alla domanda di Don Forest, di Don Forest. Non voglio, vede, non ho sbagliato il motto del vescovo, poi ho sbagliato, sono caduto sull'accento del vostro responsabile della pastorale sociale. Il compito della Chiesa è quello di trattenere il mondo che sta scivolando sempre di più sulla china identitaria. Io, voi sapete, scrivo sull'Imes e mi sorpresi molto alcuni anni fa quando Caracciolo mi volle all'Imes, perché la cosa che mi colpì fu l'insistenza con cui lui, ateo totalmente, parlava della Chiesa e voleva che si scrivessero articoli sulla visione geopolitica della Chiesa. E quando gli ho chiesto un giorno perché, era il 2007-2008, una ventina d'anni fa, lui mi ha detto perché la Chiesa insieme agli Stati Uniti, Roma insieme a Washington, 20 anni fa, Roma insieme a Washington, è l'unico centro geopolitico che riesce ad avere una visione unitaria, l'American Way of Life, l'American Dream, il sogno americano. Una visione unitaria, a farsi carico di una sola visione dei problemi unitari del pianeta. È quello che si chiama soft power. E il soft power è il sale degli imperi. Torno al sale ieri. È il sale degli imperi, il soft power, cioè la fascinazione. Gli imperi non si tengono. Vedete il senso della frase di ieri, la storia, Papa Leone, ce lo insegna la storia, le strategie di potenza militare, economica da sole non bastano, ci vuole il soft power. Questo era il segreto anche dell'impero romano, è stato il segreto di tutti i grandi imperi. Quando viene meno il soft power, cioè la fascinazione che l'autorità riesce, perché? Perché quell'autorità si fa carico, che cos'è se non la categoria della grazia e della misericordia? Cioè il mondo è molto più cristiano, questo l'ho spiegato facendo una conferenza in Banca d'Italia. Ma ho detto, ma come la Banca d'Italia sono i massoni? Ricordavo accanto a Monsignor Baturi, e io ho detto, guardate che nel mondo della geopolitica, come nel mondo dell'economia, ci sono tante categorie cristiane che sono latenti, ma sono alla radice, non ce ne accorgiamo. Che cos'era? Che cos'è il quantitative easing? Che cos'è il PNRR? Se non
un'applicazione della categoria della grazia, di qualcosa che chi sta in alto ti dà gratis, che ti dà gratuito. Che cos'è se non una traduzione in economia di categorie che il cristianesimo ha seminato nella storia e che poi sono fiorite, sono nate nelle forme dell'economia, nelle forme della politica? Che cos'è se non una versione della indulgenza, il perdono applicato alle relazioni internazionali, cioè il farsi carico anche del peccato di chi è venuto prima, con un atto di generosità istituzionale che il più forte deve fare nei confronti del più debole, apparentemente in perdita, ma quello è il soft power, che gli consente di proiettare fuori dai suoi confini la sua autorità e di farla durare nel tempo. Ecco, questa è la visione che la Chiesa ha mantenuto, e mi diceva Caracciolo, oggi è rimasta. Quando abbiamo presentato all'Ambasciata d'Italia il libro monografico sull'elezione, era luglio, col cardinale Reina, io, Caracciolo e Reina abbiamo presentato all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede il volume su Papa Leone, e lì in quella sede Lucio Caracciolo ha detto: l'unico centro geopolitico che mantiene una visione unitaria dei problemi del pianeta e non identitaria, perché Washington è diventata identitaria e pensa che quella sia la soluzione alla sua crisi, l'affermazione così forte della propria identità, e invece è proprio la ragione, è la ragione della sua crisi che la va acuendo. Quindi, venendo al compito, rispondendo alla domanda che mi avete fatto questa sera, il compito della Chiesa oggi nel mondo è costruire unità, e per costruire unità, rispetto a delle posizioni di Papa Francesco, noterete che Papa Leone è molto più prudente nel conservare la figura del Papa super partes e delegare alle conferenze episcopali il momento della rottura. Voi avete visto che a febbraio scorso Papa Francesco, inorridito l'ha detto lui, l'ha chiamato il muro dell'ignominia, la sua ultima lettera importante da Papa, prima di essere ricoverato al Gemelli. Scrive ai vescovi americani, dice: quello che vuole fare Trump è il muro dell'ignominia. Queste frasi da Papa Leone non le sentirete. Però, 10 giorni dopo il suo discorso al corpo diplomatico, 3 cardinali americani, vedete come cambia, 3 cardinali americani scendono in campo. Attualmente ci sono 3 diocesi cardinalizie negli Stati Uniti, quindi tutti e 3 i cardinali delle diocesi cardinalizie, che sono Chicago, Washington e Newark. A Chicago c'è il cardinale Kupich, a Newark c'è il cardinale Tobin e c'è il cardinale McElroy a Washington. Sono 3 diocesi attualmente cardinalizie. Poi ci sono altre diocesi cardinalizie, ma col vescovo emerito, col cardinale emerito. Queste sono le 3 con il cardinale invece in carica. Scrivono una lettera durissima dicendo: l'America, cito testualmente, frontale. Invitano tutti i cattolici americani a leggere il discorso del 9 gennaio del Papa al corpo diplomatico e accusano l'America di essere venuta meno a quello che è stato il fondamento morale della sua politica estera. La sua politica estera ha perso fondamento morale. È grossissimo l'attacco alla Casa Bianca, diretto e frontale, di 3 cardinali americani. Così come, questa è la strategia nuova di questo pontificato, il 1° luglio i 3 presidenti delle conferenze episcopali continentali del sud del mondo, che sono il cardinale Spengler di Porto Alegre, che è il cardinale presidente del CELEM, di tutte quante le conferenze episcopali latinoamericane, quelle che vanno dal Messico fino alla Terra del Fuoco, il cardinale Ambongo Besungu, che è il cardinale di Kinshasa, presidente delle 53 conferenze episcopali dell'Africa, il cardinale Filipe Neri Ferrao, che è l'arcivescovo, il patriarca delle Indie, presidente però anche delle conferenze episcopali dell'Asia, quindi 3 pezzi da 90, i presidenti di 3 conferenze episcopali del sud del mondo si presentano in sala stampa vaticana a leggere un documento in vista del COP30, quella che si sarebbe tenuta a novembre,
Sto per dirvi che questa non è soltanto una strategia di mandare le conferenze episcopali allo scontro, cioè la Chiesa non può rinunciare a una posizione antagonista nei confronti di un mondo che sta andando sulla china della guerra mondiale, ma al tempo stesso il Papa valorizza, responsabilizza e manda avanti le conferenze episcopali. Questo se io oggi dovessi trarre una prima lettura della diplomacy, perché la domanda che mi facevate stasera è come agisce per la pace, e i 3 cardinali vanno in sala stampa vaticana dicendo veniamo adesso da un'udienza privata col Papa e portano un documento sul debito ecologico che è il nord del mondo, e con un linguaggio durissimo: noi Chiesa del Sud, questo è, così comincia il documento, noi Chiesa del Sud del mondo, noi Chiesa del Sud del mondo saremo i vostri giudici, non rimarremo come osservatori di quello che farete a COP30 e del debito che il nord ha contratto nei confronti del sud del mondo. Vedete quindi che questo atteggiamento vale sull'asse verticale e vale sull'asse orizzontale del pianeta. Oggi ce ne accorgiamo di più nei confronti degli Stati Uniti, perché dire che gli Stati Uniti hanno perso il fondamento morale della propria politica estera è gravissimo, e i 3 cardinali dicono che l'unico modo di recuperare un fondamento morale è sostituire l'attuale politica estera degli Stati Uniti e ispirarla di nuovo al discorso che il Papa ha fatto. Quindi la supplenza agostiniana di fronte ai barbari che si sono impadroniti delle istituzioni. Noi quindi abbiamo una Chiesa antagonista, ma dove vengono valorizzati molto di più, sulla via della pace viene valorizzato molto di più il ruolo delle conferenze episcopali, proprio perché Leone è sensibilissimo alla istanza unitaria, a dimostrare al mondo che c'è una istituzione universale, che ovviamente non per merito soltanto suo, ma per grazia di Dio, ma c'è un'istituzione universale che si riesce a mantenere unita. Io volevo farvi vedere le 2 diapositive, quella del... e poi risponderò. Volevo farvi vedere le 2 diapositive perché molti non considerano la Chiesa Cattolica, quelle le 2 carte geografiche. Eccola. Se non la trovate. Clicca su foto. Eccola. Queste sono le forze in campo. Papa Leone oggi è a capo di 1.406 milioni di cattolici. Esce ogni anno l'annuario statistico, è uscito l'annuario statistico della Chiesa, esce a primavera e richiede 1 anno e mezzo di elaborazione, quindi i dati si riferiscono, e sono gli ultimi, al 31 dicembre del 2023. Vedete che del 1.406 milioni di cattolici, per dirvi quanto è cambiata, i primi 10 paesi con più cattolici del mondo, i primi 5 nessuno europeo. Vedete che il primo è il Brasile, poi segue quasi a 180 milioni il Brasile, a 100 milioni c'è il Messico, poi vedete che si va in Asia, le Filippine altri 90 milioni, gli Stati Uniti al 4º posto, al 5º posto il più grande paese africano, la Repubblica Democratica del Congo. Per trovare 2 europei, l'Italia e la Spagna, bisogna andare al 6º e al 7º posto. Chi ama il calcio direbbe nella parte bassa della classifica. Poi c'è la Colombia, l'Argentina e si finisce con la Nigeria, ma con la Nigeria già siamo scesi a 35 milioni. Se poi andiamo a vedere le ripartizioni continentali, vedete che ancora la metà dei cattolici del mondo stanno nelle Americhe, il 47,8%. La metà dei cattolici del mondo stanno, e gli europei, l'Europa rappresenta solo il 20%. Se noi facciamo il 1.406 milioni di cattolici alla torta del mondo, l'Europa rappresenta solo il 25%, il 20%. Come l'Africa, anche l'Africa rappresenta il 20% ormai. Dov'è la differenza? La differenza è che in Africa siamo in crescita, aumenta del 3%. Voi sapete che la popolazione del mondo cresce in Africa come nessun'altra parte della terra. Ebbene, la Chiesa Cattolica cresce in progressione geometrica, cioè più dell'aumento percentuale della demografia della popolazione, a indicare lo stato di salute della Chiesa. Cresce più della popolazione, mentre in Europa abbiamo soltanto una crescita dello 0,2%,
il che vuol dire che al prossimo censimento l'Africa avrà superato l'Europa. L'Asia rappresenta l'11% dei cattolici del mondo, concentrati soprattutto in Filippine, in India e poi in Corea del Sud, dove si tiene il 27 la prossima giornata mondiale della gioventù, ma se rovesciamo la prospettiva, cioè finora abbiamo detto i cattolici asiatici che percentuale rappresentano la torta mondiale del cattolicesimo, se noi invertiamo e diciamo nella popolazione asiatica, che sta tra i 5 e i 6 miliardi di persone, che quota rappresenta il cattolicesimo? Appena il 3%, donde la profezia di Karol Wojtyła del 1999, l'Ecclesia in Asia, la esortazione apostolica, la vigilia del 2000 al termine del sinodo straordinario sull'Asia, nel primo millennio la croce è stata piantata in Europa, nel secondo millennio la croce è stata piantata nelle Americhe e il terzo millennio sarà il millennio dell'Asia o non sarà. E Papa Francesco, se possiamo mandare l'ultima diapositiva, è stato così fedele a questa intuizione wojtyliana della necessità che, perché l'Africa va bene, l'avete vista, l'America va bene, il problema è sull'Asia, perché è nell'Oceano Pacifico, a largo della Cina, che si sta trasferendo il baricentro della crescita demografica ed economica dell'umanità, e dove la Chiesa è periferica, 3% della popolazione asiatica sono i cattolici. Papa Francesco, la sua risposta è portare tanti cardinali, cioè a quelle normalmente eravamo abituati a vedere che quando una chiesa cresceva con un numero di sacerdoti arrivavano i vescovi e poi da ultimo arrivava il cardinale. Papa Francesco ha fatto l'inverso, ha dato prima la classe dirigente. Ci sono un sacco di paesi dell'Asia che hanno il cardinale e hanno percentuali dell'1 o dello 0,5%, cioè addirittura la Mongolia sta allo 0,01% e ha il cardinale, ma qua ce ne sono molti. È un fatto sistematico, non è un fatto episodico, non è il diritto di tribuna esotico che si concedeva una volta. Ne ha fatti tanti perché è stata la sua scommessa. 23 cardinali, quello è il numero, eccolo, 23 cardinali asiatici, cioè il 18% del conclave su 135 padri elettori, quando la Chiesa, abbiamo visto, c'ha soltanto il 10%. Oggi si direbbe, se dovessimo usare un linguaggio politico, che c'è stato un premio di maggioranza a favore delle chiese. Questa è stata la scommessa. L'Europa era sovrarappresentata. Quei 53 cardinali europei rappresentano il 40% del conclave a fronte di un 20% soltanto che la Chiesa europea rappresenta della Chiesa universale. L'Africa era un po' sottorappresentata. L'Africa, abbiamo visto, è il 20% dei cattolici del mondo, era in conclave con il 13%. Le Americhe addirittura dimezzate, benché abbiano espresso per la seconda volta consecutiva il pontefice, perché le Americhe rappresentano la metà dei cattolici del mondo, invece i loro cardinali, vedete che erano 16, 17 più 4, in tutto 37, 16 del Nord America, 4 del Centro America e 17 del Sud America, fa 37, che vuol dire il 27-26% del conclave. Questo perché anche i numeri servono a capire quali sono le strategie, ma questa è una Chiesa che è oggi una istituzione universale ramificata in tutto il mondo. Io faccio sempre vedere queste carte perché danno l'idea di quanto la Chiesa oggi sia una istituzione universale, l'unica, se no non si capisce il discorso del cardinale Parolin, il senso di responsabilità che il cardinale Parolin ha avvertito nello spiegare ai giovani, ai preti che diventeranno futuri diplomatici della Santa Sede, come un tempo fecero con lui i Casaroli e i Silvestrini. Quando io lo ricordo, il cardinale Parolin l'ho conosciuto giovane prete, giovane ufficiale della segreteria di Stato, appena arrivato a Roma 30 anni fa, e come hanno fatto con lui, loro si sentono depositari di questa istanza universale che riesce a tenere insieme una classe dirigente, eccola, una classe dirigente che viene da ogni parte del mondo, e nel momento in cui l'ONU si va frantumando è l'unica che ha un know-how da trasferire. Ecco perché
rivolgendosi ai diplomatici, ha detto: come dovrete fare? Come dovrete fare? Essere attenti a cogliere l'attimo. Il tempo è distensio anime, ecco perché ci torno. Essere nei frangenti della storia, quando vedete che emerge dai popoli e nella storia si manifesta all'improvviso, ha detto nel suo discorso, si manifesta l'esigenza di stabilità nella storia, si manifesta all'improvviso. E ha citato Papa Alessandro VII. Papa Alessandro VII è quello che ha la statua con il manto stupendo, il manto di marmo del Bernini a San Pietro, se entrate la navata di sinistra. Ha citato Alessandro VII, che era nunzio apostolico a Colonia nel 1648, quando l'Europa era dilaniata da 30 anni dalla guerra dei 30 anni, i cimiteri erano pieni di morti, più delle pestilenze ne ha fatti la guerra dei 30 anni, e a un certo punto, proprio perché era spossata la pace nel fango, la pace selvatica, l'Europa era spossata, e il cardinale che sarebbe diventato Papa Alessandro VII, che era nunzio a Colonia, si trovava a Colonia, al tavolo dove si trattava per la pace di Westfalia, quella che avrebbe posto fine a una delle più feroci guerre di tutti i tempi, la guerra dei 30 anni, disse una frase sintetica come quelle che piacciono a Papa Leone, che il cardinale Parolin ha citato e con cui io concludo questa sera. L'ha ripetuta 3 volte il cardinale Parolin: poco parlare, molto agire. E questa è la diplomazia del telefono di Papa Leone, che come sapete si è lasciato scappare. Lui dice frasi brevi e sintetiche, ma ha detto: parlo molto al telefono con i leader della terra. E questo ovviamente, i contenuti a noi non sono noti, ma ne vediamo alcuni risultati. Grazie. Bene, adesso diamo spazio alle domande e per chi vuole intervenire alzi la mano che porta il microfono. Ecco, mentre formuliamo anche le domande rispetto a quello che ci è stato detto, e ringraziamo il professor Schiavazzi, ricordo solo un paio di cose. Sul tema della pace c'è anche il premio Toniolo nell'edizione 2026 che ne parla, è stato distribuito anche prima il foglietto, l'urgenza di una pace che sia oggi per tutto il mondo in un'alleanza tra cultura, società e istituzioni internazionali, e alla luce del pensiero del beato Giuseppe Toniolo. Quindi il tema della pace è un tema che torna e avremo modo di ritornarci anche per il premio Toniolo proprio qui, in questa stessa sala. E l'altra cosa è, volevo ricordare anche tra i ringraziamenti l'Azione Radio Palazzo Carli, oltre alla Tenda TV che sta trasmettendo in diretta, perché anche nell'Azione ci sono gli approfondimenti sui temi e saranno ripresi anche nelle prossime 2 settimane, e anche su Radio Palazzo Carli possiamo ascoltare quanto ci viene raccontato in queste serate di settimana sociale. Se qualcuno vuole intervenire, siamo pronti ad ascoltare qualche domanda o considerazione. Se nessuno vuole intervenire, interverrei io, visto che ho la passione. Intanto va bene. Professore, tanto ringrazio. No, è sempre rimasto aperto. Cioè, non l'ho toccato. Boh. Sì. Sì, sì. Sì. Allora, grazie professore. Le faccio 2 domande veloci. Una riguarda Papa Leone, che molto spesso viene definito come un papa occidentale. È vera questa affermazione? E poi le chiedo, abbiamo parlato di identità e di unità. Possiamo definire oggi la Cina come un attore che si sta ponendo con una visione unitaria, una sua visione unitaria, e quindi che piano piano in questo mondo multipolare si sta un po' sostituendo agli Stati Uniti? Grazie. Rispondo veloce alla seconda e poi passo alla prima, che è un pochino più complessa. È quello che manca, quello che l'Imes chiama il marchio giallo, cioè il soft power, è proprio quello che manca alla Cina. Che cos'è il soft power? Voler vivere alla americana. Questo era il soft power degli Stati Uniti. Oggi noi non vediamo che si voglia vivere alla cinese. Compriamo i prodotti cinesi perché costano meno, ma non mi risulta che siamo affascinati dalla Chinese way of life, e finché a loro manca questo
non saranno impero universale. Il soft power è quella fascinazione che la Chiesa trasmette. Vi faccio un esempio immediato, perché poi uno non si rende conto che cos'è il soft power. La Francia è spaccata, come non è mai stata nel corso della sua storia. L'America è spaccata. Avete visto ieri al Super Bowl, che è una specie di rito collettivo, ieri ha battuto tutti i record di ascolto, 135 milioni di persone che contemporaneamente lo vedevano, è stato contestato duramente, no? Dai fatti di questo Bad Bunny, il rapper, che l'America è spaccata. In Italia questo non succede. E vi siete chiesti qual è il differenziale? Perché l'Italia rispetto alla Francia, che oggi è spaccata in due, con un presidente in bilico tra una destra e una sinistra che non si parlano, che hanno visioni sistemiche, non di governo, non delle misure di governo, sistemiche della società. In America sapete che non si sposano e non si fidanzano tra repubblicani e democratici il 4%. Ecco, un paese dove uno prima di fidanzarsi non segue il cuore, ma vuole prima sapere cosa vota. Se uno è iscritto al registro dei repubblicani o dei democratici, dà l'indice di una spaccatura profondissima, spirituale. Perché l'Italia è così coesa? Cioè, le liti quotidiane che noi leggiamo sulle prime pagine dei giornali, a seconda che siano di destra o di sinistra, sono acqua di rose in confronto alla divisione così profonda che attraversa altri paesi. Io do una mia spiegazione. Le chiese saranno vuote, ma il cattolicesimo è presente come? Nell'anima del popolo italiano. È l'opera che la Chiesa svolge di coesione, che la cultura cattolica, le settimane sociali. L'opera che la Chiesa svolge di coesione nazionale, dice, ma proprio la Chiesa, questo me lo diceva Cossiga sempre, no? Cossiga mi raccontò una volta che andava a trovare Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo II gli chiedeva perché la Chiesa, questo non lo capiva, perché veniva dalla Polonia dove la Chiesa era un fattore unitario, no? La coscienza nazionale polacca, quando non esisteva lo Stato, esisteva la Chiesa, il popolo polacco esisteva perché era la Chiesa che gli dava una identità, e Wojtyła non capiva, me lo raccontò Cossiga, perché la Chiesa si fosse opposta al processo unitario nel Risorgimento. Bene, il paradosso, che poi lo Spirito Santo ama i paradossi, oggi la Chiesa è forse il principale fattore di coesione nazionale in Italia. Saranno vuote le chiese, ma nell'anima degli italiani è enormemente presente, cioè la dottrina sociale della Chiesa è in straordinaria salute. Magari ce l'avesse il soft power che ha la Chiesa, la Cina, non sto deviando rispetto alla domanda, e finché non avrà quello, non riuscirà ad esercitare. Perché se davvero a Trump riesce, vi faccio un esempio che vi fa capire immediatamente, Trump adesso sta cercando con la forza di estirpare l'influenza, che è un'influenza di hard power economica cinese e di infrastrutture, dal Sud America. Questo è il vero motivo per cui ha preso il Venezuela, perché il Venezuela stava spalancando le porte alle infrastrutture cinesi, e il metodo che i cinesi hanno usato in Africa per espandere la loro influenza è quello di infrastrutturare il paese. Oggi le autostrade, le scuole, l'hanno costruito tutti i cinesi in Africa. Trump è intervenuto in Venezuela non perché gli importasse di Maduro, ma perché Maduro aveva fatto il passo falso, tant'è che vedete sta lasciando la dittatura, l'America non ha messo la democrazia in Venezuela, perché aveva spalancato le porte alla Cina. Se a Trump riesce l'operazione di mandare via i cinesi in termini di influenza economica e geostrategica dal Venezuela, della Cina non resterà niente, perché la Cina non ha soft power. L'America in termini di fascinazione, cioè, ricordate quando nel 75 i vietnamiti, oggi Vietnam è capitalista, affascinato dall'America, vedono solo film americani, eppure sono quelli che hanno cacciato via gli americani, è andato via l'esercito americano ma è rimasto il soft power. Questo vi fa capire che cos'è il soft power. Rispondendo invece alla prima domanda,
Guarda, io vi dico, io ho scritto un articolo sull'Imes in quel famoso numero monografico che abbiamo presentato all'Ambasciata d'Italia, l'atlantismo di Papa Prevost. È il maggio del 2022, sono passati 2 o 3 mesi, 24 febbraio è imminente, dalla invasione del Donbass e della Ucraina, e Francesco fa un'intervista a maggio al Corriere della Sera dove dice: la NATO abbaia, la famosa frase che tutti conoscete. La NATO abbaia alle frontiere della Russia, la Russia è un impero, la Russia è imperiale, non va provocata. Dove è imperiale? È una categoria scientifica, universitaria, neutra. Vuol dire che c'è un paese che nella sua storia è per natura sempre stato, i russi sono imperiali, da sempre lo sono stati, nascono e crescono imperiali, si sentono imperiali, quindi sono disposti a dare la vita come un europeo non farebbe, per mantenere al loro paese questa proiezione imperiale. Se provocati reagiscono perché è un paese che ha un'identità, un DNA imperiale. Aggettivo neutro, non è un aggettivo negativo. Negli stessi giorni il vescovo di Chiclayo, Robert Francis Prevost, a una TV peruviana fa un'intervista e dice: non ci giriamo intorno. Questo è un atto puro e semplice, l'invasione dell'Ucraina imperialista. Imperialista è. L'avete visto su YouTube, questa cosa è stata... uno poteva dire: ma l'ha detto da Papa, scusate, l'ha detto da vescovo. Poi quando uno diventa Papa c'è quella che io chiamo una transustanziazione geopolitica. Anche il cardinale Bergoglio, il 25 maggio, il 25 maggio del 2012, è la festa nazionale argentina, il 25 di maggio, nella cattedrale di Buenos Aires, era il 30° 2012 della guerra delle Malvine, e pregò per gli eroi della patria che avevano dato il loro sangue, che erano morti alle Malvine per difendere il territorio usurpato dagli inglesi. 6 mesi dopo diventa Papa e un mese dopo viene eletto il 13 marzo, un mese dopo muore la Thatcher. E lui, che è diventato capo della Chiesa Universale, deve mandare il telegramma alla donna che si è battuta per la libertà del mondo, quella che era 6 mesi prima la usurpatrice. Ci sta. Ecco, ci sta, perché cambiano le responsabilità dell'uomo che sale da solo sulla cima della piramide e che si trova a essere l'uomo più solo al mondo, no? Come nel ministero del vicario di Cristo. Ma questo a Prevost non è accaduto. Prevost è anche da Papa consapevole della responsabilità di pastore della Chiesa Universale. Il 9 dicembre, in quello che ormai è diventata l'abitudine, in quella che è diventata ai cancelli di Castel Gandolfo, quando c'è il famoso Tuesday, il day off, il giorno libero, tutti i vescovi americani sono abituati a prendersi il giorno libero, non so se anche i vescovi... No, il day off non c'è, l'avete sentito? I giornalisti lo aspettano ai cancelli, lui è uscito il 9 dicembre, e si vede che non fugge dai giornalisti, quasi li va a cercare. Perché alle 8 di sera si lamentano i giornalisti italiani? Perché lui parla per il mondo e quella è l'ora dei telegiornali americani. Pomeriggio, hanno tutto il tempo per andare sulle prime pagine del giorno dopo, e lui dichiara: sono molto preoccupato, cito testualmente, è in atto un enorme cambiamento sull'asse transatlantico, un'alleanza importante per entrambi sta venendo meno. La stanno, il verbo è smantellando, stanno smantellando un'alleanza, un asse transatlantico che è stato importantissimo. L'unico risvolto positivo che riesco a coglierne è che l'Europa sia spinta da questo a trovare quell'unità che le è mancata finora. Quindi questo mi fa dire: ma è anche giusto, cioè questa non è materia di fede. E i papi vedono delle soluzioni tattiche, momento per momento, che sono diverse. Io ho fatto vedere che c'è una strategia comune, la strategia è quella di lungo periodo, ma poi ci sono delle tattiche, delle azioni diplomatiche che cambiano di papa in papa, se no non staremmo a fare la storia della diplomazia vaticana se fosse tutta uguale e se non cambiasse. Vi faccio un esempio che secondo me è lampante.
Papa Prevost non è rimasto insensibile al fatto che Israele non abbia mandato nessuno al funerale di Papa Francesco. È stato il più grande summit internazionale degli ultimi anni, il funerale di Francesco il 27 aprile. È stato il più grande summit internazionale, mancava Israele, proprio è stato un affronto. Io ero in diretta, lì ero sulla 7, e ho detto un affronto enorme a un grande protagonista della storia del nostro tempo, questa assenza, cioè derubricata al massimo la rappresentanza all'ambasciatore presso la Santa Sede. Cioè perfino Trump, che ha avuto un rapporto estremamente dialettico, polemico, quasi all'insulto. Il presidente argentino Milei, che all'insulto c'era andato, Trump quasi lui c'era arrivato, eppure erano tutti là, riconoscimento e riconoscenza in parte nei confronti di un grande protagonista della storia contemporanea. Israele derubricata la presenza. Papa Prevost la sera dell'8 maggio, appena eletto, la sera che viene eletto Papa, è come quando ti laurei, che ne so, chiami i parenti stretti. Lui ha chiamato i 2 fratelli e poi ha scritto la sera dell'8 maggio, poco dopo il saluto al mondo, ha scritto all'American Jewish Committee, come a dirgli, voi siete i miei fratelli maggiori anche voi, come ho chiamato i miei 2 fratelli maggiori di sangue, chiamo anche voi. Ed è iniziata una politica di appeasement nei confronti di Israele, di cui noi vediamo dei risultati, perché se andate a rivedere le interviste di Papa Prevost, sempre con i giornalisti, lui fa notare quello che è successo in America. Siamo a ottobre. Ricordate la svolta improvvisa di Trump? La svolta improvvisa, all'improvviso Trump va e fa la pace a ottobre. Fino a 15 giorni prima diceva distruggo Hamas, fa la pace. E poi Hamas la lascia lì tranquilla adesso, di fatto, perché tutto è fermo. Che cosa è successo? Che il 6-7 ottobre, in occasione dell'anniversario, il Washington Post pubblica un sondaggio dove il 60% degli ebrei americani, che voi sapete sono lo zoccolo duro elettorale di ogni presidente, e in America si avvicinano le elezioni midterm, il 60% degli ebrei americani ritengono che siano stati compiuti dall'esercito di Israele a Gaza degli atti contrari al diritto internazionale. E il 40%, un'ampia minoranza degli ebrei americani ritiene che siano atti di genocidio. 60 ritiene che c'è una violazione aperta della legalità e del diritto umanitario, il 40 addirittura genocidio. Questo è il soft power, lavorare sulle coscienze. Questo è soft power. Allora, ogni papa ha la sua strategia. Ovviamente i palestinesi lamentano il fatto che non ci sia più la telefonata quotidiana al parroco di Gaza. Ogni papa mette l'accento su un aspetto o sull'altro. Proprio per questo il suo mestiere è difficilissimo, perché poi di ogni sua azione risponde al giudizio della storia e un domani al giudizio di Dio. E gli osservatori, i cronisti, gli studiosi cercano di dare delle motivazioni e vedere poi i risultati delle azioni. Ovviamente non stiamo parlando di magistero, quindi non stiamo parlando di magistero, ma stiamo parlando, ecco, il cardinale Parolin fa capire anche, ha dato una definizione a Davos. Quando è andato a Davos, e a ascoltarlo c'era anche Xi Jinping, quella volta in quella sessione, lui ha detto la Chiesa è un'istituzione che parla al mondo intero attraverso il suo leader globale. Leader globale non è categoria ecclesiologica. Leader globale non è una... Sarebbe interessante, il Vescovo ha fatto il dottorato su Marsilio da Padova. Marsilio da Padova è quello che già nel 300 separa Chiesa e Stato, quindi era antesignano. Le origini, siamo alle origini, poi la separazione netta la faranno i filosofi del 500-600, ma lui con 2 secoli comincia a intuire, ecco, chissà che avrebbe detto di un segretario di Stato che usa, riferita al Papa, una categoria così laica come laica, geopolitica non ecclesiologica di leader globale. Ha accennato il rapporto più volte di Papa Leone con l'America, con Trump. L'idea che ha della Chiesa degli Stati Uniti, Papa Leone,
lei ha accennato ai 3 cardinali che hanno preso posizione, poi ha nominato un vescovo a New York che mette un rametto di rosmarino nello stemma per ricordare Romero. E oggi l'annuncio non andrò in America, il Papa non andrà in America nel 2026. Mettendo insieme tutto, che idea lei si è fatto? Guardi, io speravo di uscire stamattina con un'analisi di questo sull'Huffington Post, e poi ieri mi mancavano gli ultimi 2 paragrafi, se no sarei uscito stamattina, ma è l'articolo che sto scrivendo, quindi sono già a 3/4, a 4/5, quindi poi ieri sera mi dovevo leggere la biografia del vescovo, ho cambiato e quindi sono andato a leggermi, mi dovevo arrivare e quindi quello che io ritengo in questo momento è che Papa Leone rappresenti non un'altra America, ma l'altra America. C'è una mia intervista lunga, sta su YouTube, sul sito di Limes, dove spiego, si chiama proprio L'altra America. Papa Leone rappresenta l'altra America, quella che c'è sempre stata e che non c'è più. Non siamo nella categoria democratici repubblicani. È noto che i democratici sono quelli che mettono più tasse ai ricchi, questa poi la differenza è abbastanza elementare, sono quelli che mettono più tasse, fanno più redistribuzione, hanno una politica monetaria più generosa di prestiti per stimolare l'economia. I repubblicani sono storicamente quelli che invece mettono l'accento sulla necessità di accumulo e quindi abbassano le tasse ai ricchi, perché ritengono che poi i ricchi facciano aumentare la ricchezza del paese e ci sia una ricaduta. Questa è la distinzione di fondo tra le 2 categorie dei repubblicani e dei democratici. Qui stiamo parlando di un'altra distinzione che attiene all'idea che gli americani hanno di se stessi e che, dovendo rispondere a una domanda in una sera come questa, si può semplificare con questi 2 paragoni. L'America fino ad oggi è stata l'impero non impero, impero trattino non impero, che sapeva di esserlo ma non lo diceva ed espandeva la sua influenza non attraversando i confini altrui e occupando i territori altrui o minacciando Dio, ma dicendo: noi siamo coloro che li difendono, because we are America. Second to none, non dicevano noi siamo America first, ma dicevano con una finta esibizione di modestia, perché poi vuol dire la stessa cosa, è Biden, secondi a nessuno, che è un modo più umile di dire siamo i primi. L'America second to none è l'America che era egemone del mondo, sì, lo stesso, faceva i suoi interessi, sì, ma non lo diceva, l'impero non impero, questo era il top power. E, Cardinale Casaroli, le frasi, le parole hanno un loro peso, perché poi funzionano come una gabbia che ti impedisce di fare peggio, ti limita, ti obbliga ad essere anche buono e poi in parte lo sei davvero. E c'era quel coefficiente in più di generosità degli americani che davano a chi? Ai partner e anche agli avversari qualcosa in più e sacrificavano un qualche cosa in più, perché avviare processi, Papa Francesco, lettura della storia, anche quella è teologia della storia, avviare processi conta più che conquistare spazi. Perché Papa Francesco, esortazione Angeli Gaudium, si diventa matti a dover difendere il territorio. E se non c'è un rispetto da parte di coloro che, virgolette, domini, no, brutta parola, sui quali eserciti la tua influenza, sì, questa era l'America, l'America sosteneva il costo. Ma voi credete che l'ha fatto soltanto per generosità di pagare la nostra difesa per decenni? Ha avuto dei suoi ritorni enormi, era una scelta. Oggi che l'America invece getta la maschera ed è impero, ha perso la sua fascinazione perché viene omologata, il discorso di Mike Carney, premier canadese, a Davos passerà alla storia, l'America ha perso la sua fascinazione. Ora il problema è che le stesse cose che ha detto Mike Carney, cioè è saltato il diritto internazionale, oggi saltato il diritto internazionale, c'è il diritto della forza, questo lo dice Papa Leone. E i 3 cardinali dicono l'America quindi ha perso la sua moralità,
L'America oggi non è più morale. Come si fa a tornare morale? Adottando le indicazioni di Papa Leone. Quella è la vera America. E voi capite che in questo momento lui non si pone come l'anti-America nei confronti di Trump, ma si pone come l'America legittima, come l'America legittima che è stata usurpata e defraudata da una contraffazione dell'America che si sta omologando. Questo pone una divaricazione tale tra i due sull'asse transatlantico. Io la sera che ero in diretta, quando fu eletto il Papa americano, io avevo detto da Porro, una settimana prima, quando Porro mi ha detto può essere fatto un Papa americano, io ho detto non c'è nessuna chance, salvo uno, perché non viene percepito come americano dal resto del collegio cardinalizio, perché ha passato la sua vita in Perù e quindi non viene percepito come americano. E quella sera che fu eletto, poi invece mi trovavo da Formigli, ho detto, poi queste cose stanno su YouTube, le hanno messe loro, la 7 le ha messe, si trovano, io ho detto questo è un Papa che gioca a tennis, lo sapete, no? Il martedì va a no, il vescovo italiano, ma è un Papa che è un vescovo che va a giocare a tennis, ci andava e ci va tuttora. Io abito a 100 metri dal campo di tennis degli Agostiniani, all'Agostinianum, dove giocava da padre generale del suo ordine religioso, l'ho visto quel campo da tennis, adesso sta a Castel Gandolfo. Bene, la elezione per Trump, la elezione di Papa Leone, che da quella sera Trump non è più l'americano più famoso del mondo, cioè da quella sera non è più, già solo questo è quello che chi di voi gioca a tennis è un ace. Sapete cos'è l'ace? No? Quando fai punto col primo colpo l'altro non è che lo vede, non fa in tempo a rispondere e se lo ritrova nel campo suo. Trump, che era venuto ai funerali di Papa Francesco con l'intento di mettere il cappello sul conclave, si è ritrovato col conclave che ha messo la papalina sull'America. In questo momento ovviamente la tensione è tale, per le cose che hanno detto i 3 cardinali americani, che sarebbe impensabile che il Papa andasse, perché andrebbe a sacralizzare una rottura che esiste nella coscienza degli americani, che ieri sera ha trovato una sua manifestazione agli occhi del mondo nei fischi del Super Bowl, ha trovato nel giudizio che il presidente stanotte ha twittato, ha messo su X, sui social, sul Super Bowl. L'America ha una frattura profondissima, lì messo una parola forte, guerra civile e spirituale, che però Caracciolo l'ha ridetto nell'editoriale di ieri su Repubblica, che però dà l'idea, e logicamente il Papa in questo momento andrebbe a rappresentare l'America con una rivendicazione di legittimità, soprattutto ma voi pensate che, scusate, che i tre cardinali siano scesi in campo con quello statement senza precedenti nella storia, dove dicono che la vera America è quella di Papa Leone e che l'America ha perso la sua moralità e che per ritrovarla deve fare quello che dice Papa Leone, se non voi pensate che non l'abbiano fatta vedere prima? E scusate, i media Vatican News che l'ha pubblicata integrale la sera stessa. Questa è, guardate, la differenza rispetto al modo di fare diplomacy di Papa Francesco. Voi sapete che il Papa gioca a tennis, ma lo sport è quello che più gli ha nel sangue, è il baseball. Lui è tifoso dei Chicago White Sox, è cresciuto a Chicago. Non so se voi conoscete le regole del baseball. Il baseball distingue 2 tempi netti, sono separatissimi. C'è il momento della difesa e c'è il momento dell'attacco. Finisce proprio il tempo e ne comincia un altro. Bene, il protagonista della difesa è il pitcher. Il pitcher è il lanciatore. Il discorso del 9 gennaio di Papa Leone al corpo diplomatico, lui ha lanciato i punti le cose che contano. Prevale oggi il diritto della forza, non c'è più misericordia nelle relazioni internazionali, non c'è cooperazione e solidarietà. Nei confronti dei poveri, dei paesi poveri, non c'è più un atto di generosità economica, istituzionale, tutto quello che l'America faceva prima e che adesso non fa più. Passano 10 giorni e 3 cardinali dicono: vedete, l'America ha perso la sua moralità e la sua fascinazione, bisogna fare queste cose. Papa Leone ci dice da americano come essere America, ci dice da americano come essere America. Questo è il pitcher che lancia, poi comincia il secondo tempo
E c'è l'altra figura, l'iter, il battitore con la mazza. E questo è il ruolo che il Papa affida alle conferenze episcopali, per difendere e tenere separato il ruolo super partes del vicario di Cristo, che in questo momento deve mantenere l'unità della sua istituzione e del suo gregge. Quindi solleva il tema e il problema, il picture, poi in un secondo momento la responsabilità delle conferenze episcopali. Questa è la sua strategia, che si evince. Sarà molto interessante per tutti noi vedere quando questa strategia avrà delle sue ricadute in Italia e come si comporterà nei confronti della politica italiana la conferenza episcopale italiana, dove il vostro vescovo è entrato da poco. Ringraziamo ancora il professor Piero Schiavazzi e adesso lascio la parola a Paola per le conclusioni. Nessuna conclusione, solo per darci un appuntamento a dopodomani, mercoledì, a Vittorio Veneto, la seconda serata. Il tema sarà Uno sguardo sul mondo, con noi l'ambasciatore Pasquale Ferrara e la testimonianza di Sant'Egidio. Speriamo di rivederci in tanti. Mi permetto di citare, l'abbiamo citata, il professore l'ha citata apertamente prima, quella poesia di Natale che si conclude parlando della pace, che sia come fiori selvatici, all'improvviso, nell'urgenza del campo, una pace selvatica. Buonanotte a tutti.